Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Dai che dopo una partenza un po' così, una bella medaglia d'argento nella Europe Cup ci ha portato bene in classifica. Allora adesso starter group. Ah, posso scegliere. Bravo, vabbè, random, cioè io sempre casuale. Play. E andiamo. Continuiamo la nostra scalata ad arrivare in IBU Cup. I primi 6 passano qua. Attenzione. Questo però non l'ho mai fatto. Questo non l'ho mai fatto, però ragazzi. No, o no, non capisco. Forse perché non l'ho saltato perché l'ho saltato l'altro anno, forse, non mi ricordo. Vabbè, 5 laps comunque, eh. E Flavio Gage. È un po' il meme della nostra carriera. Vai, si parte ragazzi, partiamo praticamente alla fine, quindi abbiamo già veramente un bel benchmark. Veneziano vuole assolutamente la promozione, ma è fattibilissima con i parametri che abbiamo. Ora voglio fare in grande stile. Voglio portare medaglie per l'Italia nel medagliere della Europe Cup. Diciamo sono 4 serie: Junior, Europe, IBU e World. Comunque Flavio Gai non ne mette uno di colpo. Mamma mia. Molto forte Flavio Gai. Vediamo il primo intertempo, proprio lo split. 15esimi. Partiamo sempre un po' in sordina. Però che scenari, ragazzi, che bella. La grafica è molto stilosa. È chiaro che non è una grafica fotorealistica, però è bella. Stiamo in scia qua. Per capire poi il poligono. Attenzione, inizio non facile. Secondo me saranno i 5 gradi, proprio perché ogni pista, ogni tracciato ha le sue peculiarità. Ma questo passaggio l'ho fatto bene. Questo tramonto. Andiamo al poligono per la prima volta di 4. 1 di 4. Ok. Anderson, ragazzi, è una bestia. Però la sfida con Anderson per la vittoria della. No, mi sono scivolato. Errore imperdonabile, era semplicissimo. Anderson, 2 errori però per Anderson, signori, 2 errori per Anderson. Lento è l'ultimo colpo, veramente inaccettabile. 28esimo. No good, Beppe, no good. Basta una diversione, una folata di vento, basta una folata. Perché la folatina di vento ti rimbambisce. Male, male, male. Adesso devo recuperare ovviamente in questa fase qua. Comunque anche Anderson sbaglia. E che è velocissimo, cioè. No, attenzione, mamma mia, con gli qua, 23esimo, mamma mia. No good, no good. Altro che vittoria cioè, semplice. Boh. Ok, non se riusciamo a rosicchiare qualcosa perché non mi sta molto piacendo questo punto della gara. Proprio un errore gratuito ho fatto, cioè mi fa sulle balle. Avevo partito il colpo.
Siamo in ritardo, siamo in ritardo. Sbagliato! Oh madonna. Siamo ancora imprecisi però. Siamo troppo imprecisi. Anderson, crollo di Anderson. No good, no good. 26esimi fai io. Ragazzi, qua sì, mi ha fatto. Oh. Sicuramente non sto performando, però che cazzo. Altro che livello difficile. Devo darmi una svegliatissima. Se no, la promozione diretta. Cioè, la promozione diretta, scusate, la promozione. Non posso neanche. Vabbè, non voglio neanche ragionare in termini diversi dalla non promozione. Recuperiamo qualche posizione, ma poca roba, eh. Devo fare 2-0 adesso, 0-0 nei prossimi due poligoni. Perché sono un po' frenetico la sciata e non ho sempre una linea pulita, nel senso che a volte tendo, sono un po' troppo esterno, a fare più strada. Sempre 23esimo. Un Cume sotto le aspettative. Dai, fuori dai maroni. Devo spingere un po' di più. Siamo indietro, siamo indietro. Calma, Cuba, calma. Buono, dai, dai, anche abbastanza veloci. Qua sicuramente recuperiamo qualcosina. 12esimi, buono, buono. No, siamo ancora imprecisi. Devo migliorare o dedicarmi all'accuratezza proprio dei colpi. Dai, spingi, Cuba, spingi. Sempre 12esimo. Anderson 13esimo, male Anderson oggi. Perché comunque non è forte sugli sci, è forte nei colpi, nella velocità di colpi. Mi sto stancando un po' più del previsto però, E non recupero. Jerris, ragazzi, mamma mia, non ha sbagliato un colpo, Ha sbagliato un colpo il britannico. Complimenti a lui. Se voglio recuperare devo ancora. Non devo sbagliare nulla. Anche il polacco bene, l'ucraino, certi veramente impeccabili. Sono stanco però, sono 83, 82, 81. Buono.
Non partito male, finito bene, sotto il contrario, anche per stanchezza, invece, boh. Siamo ancora lontani, 12esimi, non ci schiodiamo. Solo fare la grande remontata nell'ultimo segmento sciato, come si suol dire nelle lingue comandiane. Deve dare tutto a quel talentissimo che se si vede che è più stanco. Gara non facile. Bravo, dai come, dai come. Ma non rosichiamo niente, oh. Porca miseria. Situazione kafkiana. 11esimo, vediamo una posizione, ma poca roba, poca roba. Qua paghi qualsiasi errore, come giusto che sia. Ecco, ho finito tutto il carburante o quasi. Recupero tanto forse alla fine. Ah, no, no, ancora un punto, Ho sprintato un po' presto, forse. 11esimo. 10esimo, però bisogna capire quanti ne mancano. Mamma mia, ho cercato di dare tutto alla fine. 10ª piazza, dai, dai, per come... $18, grazie. Mamma se l'è dura, mamma se l'è dura. Siamo proprio sesti. Che lotta comunque. Adesso abbiamo, sempre in Estonia, Mass Start. Race. Vai andiamo. No, vabbè, questo gioco non riesco a fermarmi, cioè, mi gasa, mi gasa. Ah, qua siamo tutti insieme? No, vabbè, questa forse è la più figa della storia. Questa è tanta roba, signori. Qua di solito sono bravo in queste qua. Sono le mie di solito. Perché ho più punti di riferimento. Vediamo. Speriamo. Siamo già terzi intanto. Questa è sicuramente la disciplina più affascinante del biathlon. La Mass Start. Comunque le Olimpiadi ce le spariamo tutte qua, non vedo l'ora. Nel Canada è freddo, col freddo di solito diamo il massimo noi. Una sfida con l'ucraino, con l'inglese, con lo svedese comunque. Chissà perché in questa disciplina comunque mi sento più a mio agio, non credetemi il perché, mamma mia. Comunque l'intertempo è buono. Se riusciamo a accumulare qua nella fase di fondo, dopo possiamo anche permetterci, non dico un errore, ma di andare un po' più lenti. Siamo al primo poligono. Buono. Vai. E anche veloci, molto bene. Molto bene. Mamma mia, prima parte bellissima.
Non devo fare i giri. Anderson a 2-2 siamo là comunque, eh. Quanto siamo in testa. È un po' la nostra specialità questa, eh. Per adesso. Siamo in Europe Cup. Abbiamo dei parametri fenomenali. Prova la fuga. Il Kume. 4 secondi. Dai fioi, dai. Aiuto. Sono stanco anch'io, Fio, perché veramente insomma la pressione della nostra, perché non dobbiamo cannare. Di big non ha sbagliato nessuno. Non certo dal primo. Sei bello riposato. Al secondo. Vai, 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 muovite. Bravo amore mio, dai. No! Brutto errore, brutto, siamo stati veloci però. Errore che di Anderson forse? Anche Anderson, da fare un giro, anche Anderson sbaglia, anche Anderson sbaglia. Siamo terzi, però cazzo che in fuga l'Ucraino non sbaglia neanche, non sbaglia. Ma vaffancuore. Ragazzi, questo è il biathlon, questo è il biathlon. Giucinco quarto. Anderson quinto. Calma. Lesiuk sta volando, però, Vola Lesiuk. Vola Lesiuk purtroppo. Ecco. Ho l'austriaco da superare. Vai che andiamo. Vai che andiamo a caccia dell'ucraino. La gara è ancora lunghissima, posso vedere tutto in positivo e in negativo. E adesso vediamo se sbaglia anche lui. Deve sbagliare. Ok. Lesiuk va. Buono, buono, buono. E ne sbaglia uno Lesiuk. Ne sbaglia uno e anche Esinger. Incredibile. Pure rimane primo nonostante l'errore magari Cooper. Mamma mia, un bel vantaggio. Ha sparato anche di brutto. Mamma mia. Oh. Che lotta, che lotta.
Anderson, questa è veramente una lotta veramente bella. Siamo vicinissimi, raga. Qui in Estonia must start. Sarà questo il duello per il primo posto nella Europe, eh? C'è poco da fare. Secondo me sarà questo il duello. Bisogna capire l'ultima sessione di tiri, è là che ci giochiamo la medaglia d'oro. Mamma mia, che lotta. Ucraina, Italia, Svezia. Ok, mamma mia, ci giochiamo la medaglia d'oro qua. Mamma, ho rischiato il penultimo. Anderson, Lesiuk le fa... sì. Purtroppo. Siamo secondi però. Siamo primi no. Primi la vedo impossibile. Lesiuk monumentale. Noi fortissimi, ma oh, basta un colpo. Livello medio, ricordo. Per gli amici. E anche Lesiuk ne ha sbagliato uno in realtà. Che è proprio forte. Andiamo a vedere poi i parametri anche di Lesiuk. Anderson male dal poligono. Adesso vediamo solo la forza di pigliarmi. Dai Kume, dai Kume. 4-2. Manca poco. Non siamo lontanissimi. Ci sta provando il Kume, sta recuperando moltissimo a 3 secondi. Mamma, siamo vicini. Quanto stiamo recuperando, ma non basta. Incredibile. Secondo argento di stagionale. Ma di pochissimo, di pochissimo. Incredibile. Tanto secondo posto importante, ma fioi. Becchiamo sempre l'uomo dei miracoli contro. Addirittura dove è finito il... Anderson decimo, mamma mia. Disastro per Anderson. Portiamo a casa una medaglia. Andiamo a vedere il total score. Siamo terzi. Lesiuk, Fomin, veneziano, Anderson, Chelier e Vidal. Con anche questi qua sono, noi ce la giochiamo, c'è poco da fare. Andiamo a vedere. Allora, la prima italiana è la sprint e si affermano ovviamente. Race. Vai. Sto gioco è una droga. Oh. Vai, sui 3 giri siamo forti noi, eh. Meno 14. Siamo in Italia, meno 14.
Guarda che bello. Vai. Partenza non proprio stupenda. Sud Tirol, Arena Alto Adige. Meno 14. Noi pompiamo questo freddo, eh. Questi ci danno il meglio a meno 8, quindi dai. Abbiamo sempre i soliti davanti. No, Flavio Gai secondo. Ah no, possibile. 32esimi, inizio scoppiettante. Guarda che discesona, ragazzi. L'importante chiaramente nella sprint è azzeccare completamente i colpi, perché sennò finora 2 argenti stagionali. Ho anche la maglia blu, oh, che figo. Devo capire anche il significato delle maglie, però, eh. Questo è un veneziano diverso rispetto alla passata stagione. Vuole veramente la promozione alla grandissima, da primo, cacchio. Ok. E adesso, Fiori, non possiamo fargli i colpi, però, eh. Sono presa un po' comoda, ma non volevo sbagliare. Siamo dietro, ma abbiamo recuperato tantissimo. Siamo in top 10, secondo me, minimo. 15esimi ancora, che cacchio. L'è dura, l'è dura. Siamo forti nelle partenze tutti insieme, contemporaneamente. Dedicata importante qui in Italia. Ancora 15esimi. Non ne veniamo fuori da questo 15esimo posto. Mi vengo fuori la distanza, lo so. Tanto Aslinger ne sbaglia uno tra i top. Adesso però stiamo un po'. 17. Oh, ma ragazzi, ma cos'è che non girò? Sono veramente gli sci. Attenzione anche al bielorusso. Mi sembra uno che si piazza sempre. Ottavo. E adesso andiamo al poligono. Nono posto. Stanno arrivando anche gli altri. Ecco l'Ucraina. Sono tutti là. Grodo, anche veloce, bravissimo qua Kuma. Qua recuperiamo ancora. Ma non credo. Il primo posto lo vedo ancora difficile.
Settimo posto. Quinto Zimbal. Vai, 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 vai. Vai ragazzi. Siamo in top 10 tranquilli, però voglio almeno, sinceramente non capisco, settimo. Aspettavo il podio, sinceramente. E nessun errore. Anche veloce, non gira la sciata oggi. Devo cambiare sci, devo prendere gli sci, cioè, giusti per ogni competizione. Bisogna investire su questo adesso. In questa categoria non ho bisogno di salire ancora di livello. Ho bisogno dell'attrezzatura da fenomeno adesso. Vai, spingi, 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 spingi. Ho 13 secondi da Baroschi. Qua guadagno, recupero molto qua. Siamo in third place. Siamo terzi. Terza posizione. Vai Kume, spingi, Kume, spingi, Kume, spingi, Kume. Mamma mia, siamo là, siamo là. Dai, dai, primo posto andato. Ma arriva il terzo forse, eh? Terzo posto, vediamo gli altri però. Mamma mia, ragazzi. Terzo posto. Lesio che ha maglia gialla e rossa, io la blu. Adesso da capire il perché. Allora. Vogliamo vedere le classifiche. Tanto qua portiamo medaglie. Medal score, ma solo noi portiamo medaglie all'Italia però, eh. Allora. Siamo terzi nella generale, però siamo là. Sprint, Lesiuk. Inseguimento, Anderson. Mass start, Lesiuk. Individuale, Fomin, Relay, niente. Però una Mambo, non so perché sta cazzo di maglia blu. Forse sono il migliore giovane, vediamo. Eh sì, forse sono il migliore dei giovani, probabilmente la maglia blu è quella. Godo, vediamo una cosa. Allora, raga, maglia gialla, leader assoluto. Rossa di specialità, blu miglior giovane, ho ragione, bella, 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 bella. Boh, shop qua, non avevamo schepa e cose. Cioè, se devo prendere ste minchiate qua. Vediamo. Allora, quello che ho io, per capire un attimo. Allora, io ho questi e basta. Questi sono forti a meno 10. Si forgiano, hanno un boost, diciamo, dai meno 10, dai meno 12 ai meno 8. Qua, per esempio, meno 11, meno 15. Vediamo se voglio quelle belle fredde, quanto mi costano. Allora, stiamo su, siamo 2,88. Cold, vediamo questi. Eccoli qua, questo danno il boost qua, seria qui. Questi seria. Questi ce li ho. Vediamo cosa cambia. Qua super freddo però. Potremmo provare questi intanto per le temperature più forti. Sprecare soldi quando vediamo per esempio qua. Cioè, se no, ma me li tengo piuttosto, dai. Non ha senso. Dai, facciamo l'ultima. Vediamo la scheda cosa ci dà. Sempre Italia. Inseguimento. Vai. Race. Ultima di giornata, dai. Se il video è un po' lungo, che se ne frega. Vai.
Miglior giovane, il Cume. E questo ci piace a noi. Vai, siamo terzi. Ok, sì, voglio far soldi per avere la attrezzatura migliore. Dopo in World Cup di avere il top di tutto, se no ciao. Scappa già via Borowski. C'ho Lesiuk, il leader assoluto. Anderson, ecco, Anderson è quello, il leader di specialità. Appunto siamo quarti. E hanno un bel vantaggio. Hanno un bel vantaggio i primi. D'altronde è così che funziona. Dopo i colpi possono cambiare le sorti. Tanto il Kuma è il miglior giovane e si gode. Buono, adesso cominciamo. Chiaramente non dobbiamo sbagliare i primi due soprattutto. Fomin, Borowski. Brutto errore. Alla primo, mai sbagliare al primo. Qua mi gioco tanto adesso, eh. Orribilante, orribilante. Non ci voleva proprio sto errore. Siamo ottavi. Signori, il biathlon. Un minimo errore nella mira e perdi 206 posizioni. Però la gara è lunga. La gara è lunga, signori. ...22 secondi dal leader che già aveva un vantaggio importante. E che in Eurocup prendi pochi soldi, però non voglio sprecare per l'attrezzatura scadente, cioè voglio l'attrezzatura almeno medio-alta, almeno per la Ibu, ecco, per la Ibu. Seven place. Già il poligono Borowski. E Fomin. Errore di Borowski. Fomin lo mette. Errore di Fomin. E qua faccio una gran sessione. Non sbagliato in tanti secondo me. L'Esiuk Show. Siamo quinti. E recupero su Borowski. Anderson molto indietro invece. Borkowski ragazzi, gran manche ma manca ancora tanto. Se trovo lì tu al poligono sono cazzi. Io lo chiamo poligono ma non è poligono, mi scuso ma mi gasa poligono. Quinto a posto ovviamente perché qua andiamo a superare. Perdo qualcosina. E qua il materiale è anche sicuro.
Però margine per il podio, c'è margine. Anche per la vittoria, ma devo fare tutto perfetto, però. Cioè, devo fare un'impresa. Anche H è un uomo da tenere d'occhio per la classifica, eh. (10-2) guadagno qualcosa. Va nel poligono. Borkowski. Ormai c'è. Legiu, Krunels. Fomin. Errore di Borowski, errore di Runals. Calma. Qua ho fatto una sessione mostruosa. Sessione mostruosa. Doppio errore di Runals. Siamo in quarta posizione. Legiu che prima proprio. Legiu che è una bestia. Legiu che è il favorito della Europe Cup. L'uso che non sbaglia un colpo. Siamo quarti. (10 secondi da Lesiuk è veramente un fenomeno assoluto in questa categoria. (10-7). L'ultima sessione dal poligono è quella decisiva, ovviamente. Siamo tutti molto vicini. Diciamo che ecco Lesiuk ha fatto un errore. Lesiuk. Recuperiamo un po' qua da Lesiuk. Vai. Lesiuk è già il tiro. Si sente la stanchezza. Molto lento, infatti. Fomin crolla, crollo di Fomin. Siamo quarti. Tanto lento sono stati. Davanti non ha sbagliato nessuno, incredibile. Oh. Anderson terzo, pazzesco. Legiu che è secondo ed è buono per la generale. Podio lo vedo quasi impossibile, però. Mamma mia, ragazzi, si è al quarto posto è blindato. Anderson, leader di specialità, si mantiene terzo. L'Italia purtroppo è in difficoltà. Ha solo le mie medaglie per il momento. Deve nascere qualche campioncino. Sarebbe bello online, cazzo, però, Dai, spingi. Non basta. Sono forti questi, però, mamma mia, oh. E siamo a difficoltà media, 2 di 4 praticamente. Prova a spingere Veneziano, prova a spingere. Non siamo lontani dal podio, per pochissimo.
Ah, forse... Vabbè. Raga, quarto posto, che sfiga. Oh. Quarto posto non è negativo, però fiori, per il primo posto nella generale non sudare. Andiamo a vedere le classifiche. Allora, no, risultati. Total score, siamo sempre terzi con Legiuk in fuga, però comincia la fuga legiuchiana. Medal score, l'Italia è quinta, ma solo grazie a noi. E... Shop, no, abbiamo qua la prossima è il Must Art, e qua possiamo dire la nostra. Andiamo a vedere rating. Allora, Borowski è molto forte, di qua sono forti queste sessioni di colpi. Vediamo Lesiuk. È precisissimo, però è scarso. Dobbiamo sfruttare questa cosa a 30 anni anche, cacchio, ma siamo noi il futuro. Siamo noi. Comunque la Norvegia sta calando un po', Giacomè sta salendo, godo. E qua sale Hack. Hack, attenzione ad Hack. Raga, un saluto al comandante veneziano. Siamo terzi, primi nella classifica giovani. Si gode. Ciao!